puntata di oggi si conclude il ciclo del Diario della Salute. Abbiamo visitato tanti reparti, ma oggi vogliamo parlarvi del Codice Rosa, che è un protocollo interdisciplinare, possiamo dire intercompartimentale, che l'Arnas Garibaldi ha messo a punto e attivato e che mira a proteggere le vittime di violenza, persone fragili, donne e minori. Ne parliamo con la dottoressa Anna Colombo, buongiorno. Grazie, buongiorno. Che è responsabile dell'unità dipartimentale di rischio clinico ed educazione alla salute. Che cos'è il Codice Rosa? A chi si rivolge? Il Codice Rosa ormai è noto a tutti, è un percorso specifico dedicato praticamente a chi ha subito violenza sia fisica che psicologica, che non si limita magari soltanto all'attenzione alle donne, ma abbraccia anche i soggetti fragili e i minori. La nostra azienda da più di 10 anni, anzi proprio con una delibera del 2015, si è allineata di già ad un progetto nazionale che era il Codice Rosa Bianca, diretto proprio all'attenzione dei minori e dei soggetti fragili e delle donne. Poi siamo andati molto avanti con le nostre attività e abbiamo ormai una consolidata esperienza con il personale ovviamente di pronto soccorso, ma non solo, perché l'accesso del soggetto fragile in azienda può avvenire anche tramite altre strade ambulatoriali o della degenza, quindi sta alla sensibilità dei nostri operatori essere attenti a chi abbiamo davanti. E questo si raggiunge con una formazione specifica, cioè devono essere in grado di capire il soggetto che hanno davanti e convincerlo a parlare. Assolutamente, l'attività formativa appunto è molto intensa, rivolta non solo ai nostri operatori per addestrarli alla procedura che ha sempre delle evoluzioni, giustamente perché si adegua ai progressi normativi. Infatti oggigiorno anche il Codice Rosa può essere chiamato Codice Rosso, seppure in maniera diversa, e quindi insomma per dire che c'è un momento di allarme. Ma nell'ultimo triennio addirittura ci siamo dedicati anche al coinvolgimento delle scuole con la polizia postale, abbiamo invitato diverse scuole dove abbiamo organizzato anche dei concorsi dove i ragazzi hanno espresso tramite varie modalità artistiche appunto la sensibilità all'argomento. È chiaro che la rete è importante perché la presa in carico della paziente è quella che poi determina insomma il buon esito dell'attenzione, dell'esito positivo della familiarità, del procedimento, sì, certo. E principalmente il pronto soccorso è uno appunto dei luoghi in cui avviene la conoscenza, assolutamente sì, il contatto con questi casi. Sicuramente vi verrà esposto esattamente il percorso preferenziale che hanno queste donne, come è ovvio che sia l'attenzione di tipo multidisciplinare al pronto soccorso dove intervengono dapprima medici e infermieri, non può mancare neanche la consulenza sia degli psicologi che degli assistenti sociali che praticamente prendono in carico la paziente e che quindi praticamente la invitano a scegliere la migliore soluzione poi per quello che è il suo percorso. È chiaro che sarebbe opportuno appunto tramite l'informatizzazione avere anche una rete cittadina per quanto riguarda i pronti soccorsi, dove la paziente che accede in diversi punti potrebbe essere appunto intercettata. È una cosa che sicuramente è in itinere. Cioè mettere in rete tutti gli ospedali, sì. Tutte le aziende ospedaliere. Sì. Grazie dottoressa Colombo, allora andiamo al pronto soccorso a vedere come funziona. Grazie. Ed eccoci infatti nel corridoio, in uno dei corridoi del pronto soccorso nuovo tra l'altro del Garibaldi Centro. Sono con la dottoressa Carmela Puleo che è responsabile del Codice Rosa qui al pronto soccorso. Ecco, cosa succede quando proprio qui al pronto soccorso viene viene esaminato un caso di violenza su una donna, su un minore, su un soggetto fragile? Come vi comportate? Nel momento in cui arriva una vittima di violenza, che sia una donna, che sia un soggetto fragile, inizia un percorso, il cosiddetto percorso rosa. Dobbiamo distinguere una violenza dichiarata da una violenza invece che viene percepita dal triagista, perché il triagista è un infermiere formato allo scopo di individuare quei casi occulti, come dico sempre, dare parola ai silenzi. Si accorge nascosti. Insomma che la donna non è caduta dalle scale come vuole sostenere, ma che evidentemente ci sono delle violenze da parte di un compagno, di qualcuno in casa. Quindi si esce a quel punto dal pronto soccorso, si porta questo caso anche in barella, comunque viene dato un codice speciale, codice rosa, di priorità, e si attraversano questi ambienti e si va dove? Si va in quelle 2 stanze che abbiamo dedicato proprio per le vittime di violenza nella nuova palazzina.
create allo scopo appunto di isolare la vittima, di isolare nell'eventualità che si presentasse accompagnata dall'aggressore. E infatti in questi due ambienti, un salottino e una stanza visite resi confortevoli, intimi e molto più calmi, isolati da tutto il resto, si svolgono i colloqui. Quindi qui la donna viene assistita da un assistente sociale, da una psicologa, e a questo punto cosa succede? Allora, diciamo che qui avvengono i colloqui più importanti ai fini di questo percorso, perché è l'inizio di un lungo percorso che poi la porterà a decidere se procedere con un'eventuale denuncia oppure riservarsi di farlo successivamente. Qui noi tutti, il team multidisciplinare, consiglierà quello che è più corretto fare. La mettete a conoscenza di tutte le opzioni possibili, come anche quello di rivolgersi poi al territorio, ai centri antiviolenza, dove potrà chiamare anche in maniera anonima. Se poi vengono ravvisati quelle caratteristiche per cui c'è necessità di metterla in sicurezza, perché la violenza potrebbe reiterarsi, perché la violenza potrebbe reiterarsi e c'è procedibilità d'ufficio, allora in quel caso si agisce con le forze dell'ordine, con il nostro posto di polizia, si trasmette tutto alla procura e si mette appunto la vittima in sicurezza. In sicurezza. E tra l'altro questo luogo è stato pensato anche in modo da garantire alla donna, alla persona vittima di violenza, una uscita secondaria laterale diversa, senza ripassare dal pronto soccorso, senza rifare tutto il percorso, quindi potrebbe anche essere separata dal suo aggressore e poter riguadagnare l'uscita. Diciamo che il comfort di queste stanze è anche stato creato perché la vittima si potrebbe presentare con i figli e quindi la violenza assistita, per cui i bambini non possono essere lasciati in un pronto soccorso. Altri soggetti da proteggere. Sì, altri soggetti da proteggere. Grazie per quello che fate, dottoressa Grazie Puleo. a voi. Per continuare e concludere questo discorso sulla violenza di genere e come rispondono all'Arnas Garibaldi, ci siamo trasferiti dal presidio centro a quello di Nesima e precisamente al pronto soccorso. Siamo qui all'interno in uno degli ambulatori del pronto soccorso ostetrico e ginecologico e siamo con la dottoressa Fabiola Galvani. La violenza durante la gravidanza è un aspetto molto particolare, perché? Per quale motivo appunto? È molto specifico? Perché difficilmente si pensa di fronte ad una donna in gravidanza alla violenza associata all'attesa di un figlio. Invece la violenza in gravidanza esiste e è un aspetto particolare della violenza di genere, si colloca all'interno del grande tema della violenza di genere, dove focalizza un aspetto specifico, cioè i comportamenti abusanti dal punto di vista fisico, psicologico, sessuale, economico o anche digitale nei confronti di una donna in gravidanza. Possibilmente sono casi di mariti, compagni, uomini violenti già da prima, ma c'è anche una violenza che si scatena proprio in ragione della gravidanza? Assolutamente. I dati Istat dimostrano che molto spesso le donne sono donne che erano già abusate da prima e ci sono anche dei fattori di rischio, tra cui l'essere stata abusata prima comporta anche un maggiore rischio di essere abusata in gravidanza, addirittura in gravidanza l'abuso può intensificarsi, ma talvolta la violenza inizia per la prima volta, il meccanismo si attiva per la prima volta in gravidanza e il ruolo del sistema sanitario nazionale è un ruolo di direzione nel contrasto al fenomeno della violenza. Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e nazionali danno un ruolo centrale agli operatori della sanità. Noi riusciamo a lavorare in maniera multidisciplinare, in sinergia con le forze dell'ordine e in sinergia con i centri antiviolenza. E l'attenzione nei confronti della donna abusata e dei bambini è altissima. Ci sono due esseri umani da proteggere. Esatto, però manca un'attenzione specifica nei confronti della gravidanza, perché il tema violenza in gravidanza ha delle sue peculiarità, per cui richiede un'attenzione specifica, una formazione specifica
clinica dei protocolli di screening specifici sulla gravidanza. Lei sta suggerendo, in pratica ci vorrebbe un codice specifico proprio nella legge che indicasse la violenza in gravidanza per poter intervenire in maniera più mirata? Secondo noi sì, cioè la violenza in gravidanza ha una connotazione peculiare perché comporta degli esiti negativi in gravidanza, cioè le donne che subiscono violenza hanno un aumentato rischio di andare incontro ad un aborto spontaneo, ricorrono più facilmente alle interruzioni volontarie di gravidanza, hanno degli outcome negativi del terzo trimestre, quali un aumento dell'incidenza di distacco di placenta traumatico, rottura delle membrane pretermine, infezioni ricorrenti, tutte caratteristiche che possono determinare degli esiti della gravidanza negativi e in un punto nascita come il nostro, se secondo i dati Istat l'incidenza della violenza in gravidanza è intorno al 10%, 10%? Assolutamente, potrebbero passarci circa 200 donne l'anno in un punto nascita grande come il nostro, che fa ben oltre 2000 parti, con delle patologie che sottendono magari dei meccanismi fisiopatologici legati all'abuso, e se non c'è una formazione specifica da parte degli operatori, questi casi potrebbero sfuggire. Ma come si riconoscono questi casi? Perché immagino che le donne volontariamente, spontaneamente non ne parlino. E voi cosa fate? Come intervenite? L'ARNAS Garibaldi ha aderito ad un progetto che è stato ideato dal Centro Antiviolenza Tamaia, che nell'ambito della rete antiviolenza ha coinvolto le aziende ospedaliere attraverso degli operatori dedicati con un tavolo tecnico chiamato Violenza in Gravidanza, che è un tavolo multidisciplinare. Con questo tavolo tecnico noi siamo partiti da un dato importante, cioè proprio la mancanza di numeri reali sul dato violenza in gravidanza, proprio perché le donne sono restie a comunicare gli abusi in gravidanza ancora di più che al di fuori della gravidanza, perché hanno paura di perdere il rimanere sostentamento sole, di perdere economico, certo. Perché lo vivono come un fallimento del loro progetto di coppia, per proteggere... Vengono colpevolizzate. Assolutamente, perché vogliono proteggere gli altri figli. Allora noi dobbiamo essere bravi ad intercettare i segnali della violenza, e il primo lavoro del tavolo tecnico è stato proprio l'elaborazione di un materiale informativo, di una locandina che noi affiggiamo nei luoghi a più alto afflusso di donne in gravidanza, che consente da un lato di prendere consapevolezza del problema, dell'esistenza della violenza in gravidanza, dei danni che comporta e della possibilità di un percorso di aiuto attraverso dei numeri di telefono che sono il 1522, il numero nazionale, ma anche il numero dedicato di Quindi Tamaia. cosa succede se una donna in gravidanza vi confessa, insomma, viene qui a chiedere aiuto perché è abusata? In realtà noi abbiamo ribaltato il paradigma, cioè non è la donna in gravidanza che deve dircelo, ma siamo noi che dobbiamo intercettare attraverso i fattori di rischio e attraverso dei segnali che la donna ci dà il percorso dell'abuso, perché noi in fondo basta soltanto porsi nell'atteggiamento dell'ascolto, la donna ci dà dei segnali che possiamo intercettare. Questo è molto importante ed è fondamentale la preparazione degli operatori. Infatti insistiamo sulla necessità di percorsi di formazione specifici sulla violenza in gravidanza, che possano formare operatori in grado di intercettare le forme di violenza, e sottolineiamo anche l'esigenza di figure di supporto, di mediatori culturali, di psicologi che possano famosa multidisciplinarietà. La multidisciplinarietà. E non ultimo, il nostro scopo, anche attraverso un questionario che diamo in autosomministrazione e in assoluto anonimato, vorremmo rilevare il dato per inoltrarlo ad un osservatorio nazionale, per migliorare la risposta delle istituzioni. Perché soltanto grazie alla rilevazione del dato si possono attuare delle politiche sanitarie adeguate per questo problema specifico. Siamo ancora agli inizi, ma il problema c'è, viene riconosciuto, viene trattato, si può ancora migliorare. Sicuramente raccoglieremo i frutti del nostro progetto a distanza, però abbiamo due segnali importanti. Intanto
intanto la sensibilizzazione delle aziende sanitarie nei confronti del problema, perché in molti paesi occidentali c'è un'attenta sorveglianza già che esiste nei confronti della violenza in gravidanza, mentre invece in Italia probabilmente è ancora basata sulla empatia o su dei protocolli sparsi a macchia di leopardo. Invece quello che ci serve è, così come per la violenza di genere, avere delle procedure standard, dei percorsi dedicati e delle figure di riferimento che vedano inquadrato questo percorso proprio nella nostra attività assistenziale nei confronti della donna. Grazie dottoressa Galvani. Grazie a voi. Chi ha subito violenza, torno a dire, sia esso un uomo o una donna, deve essere messo in condizioni di serenità e pertanto sono immaginati percorsi sia dal punto di vista fisico, strutturale, sia dal punto di vista organizzativo, assistenziale, che garantiscono questo obiettivo. È una di quelle discipline delle quali siamo orgogliosi di realizzarle, dovremmo essere orgogliosi di non utilizzarle mai. Questo è un compito che coinvolge non solo l'ospedale, coinvolge la scuola, coinvolge le istituzioni, coinvolge il rispetto della persona, dell'essere umano, ed è questo l'obiettivo che dobbiamo perseguire tutti insieme.